Ha prevalso questo richiamo alla coscienza dei consiglieri regionali, che io ho trovato un atto bellissimo. Io sono in consiglio regionale da 24 anni. Il dibattito dell'altro giorno è stato uno dei più alti, uno dei più belli, uno dei più significativi, per qualche aspetto anche drammatico. E io credo che la rete Ditelo sui tetti, cioè il mondo all'esterno, che invece dice crediamo nella vita e vogliamo soprattutto le cure, prenderci cura della persona. Ecco, ha fatto fare una domanda anche a me da assessore regionale: faccio tutto quello che posso fare per le cure palliative e per le famiglie? Forse no, e dobbiamo fare di più. Ovviamente l'obiettivo dei radicali dell'associazione Coscioni è far entrare all'interno degli ordinamenti regionali e statali l'autorizzazione che può dare una regione o lo Stato al suicidio medicalmente assistito. Oggi abbiamo visto attraverso questo convegno che un'alternativa possibile c'è. Abbiamo visto, perché l'hanno detto medici palliativisti, ex ministri, responsabili anche del sistema sanitario, che oggi le cure palliative non solo funzionano, ma in alcuni casi possono veramente anche migliorare le condizioni del paziente. Quindi è su questo filone che la Regione Veneto dovrà lavorare nei prossimi anni, sia alla cura della persona, no alla morte veloce. Il Veneto, ricordiamocelo, è il modello dove è nato il sistema sociosanitario, è il modello delle scuole paritarie dove vengono accuditi i nostri bambini, delle tante case di riposo che sono presenti in tutti i nostri comuni. Quindi è una storia di solidarietà e di cura della persona unica a livello nazionale. Una giornata, un momento dove noi abbiamo pensato insieme a tanti consiglieri regionali colleghi che fosse una buona occasione per continuare, noi diciamo, il dialogo con la società civile. È un momento dove abbiamo riaffermato anche in coda a quello che sono stati i lavori di un'aula che ha visto sicuramente il confronto, il dialogo, anche talvolta un po' la discussione, ma che poi ha parlato nella forma più democratica. Però per riaffermare anche un aspetto, quello che è accaduto nei lavori dell'Aula di fatto era una proposta di iniziativa popolare che noi rispettiamo e assolutamente a chiunque diciamo guai, a chi mette in discussione questo strumento, questa opportunità sacra per il nostro statuto regionale del Veneto, ma allo stesso tempo nella tecnica e dal punto di vista costituzionale noi avevamo delle perplessità che sono state poi evidentemente anche patrimonio di altri colleghi, e nel contenuto per ribadire che per noi la vita è sacra, che per noi sicuramente abbiamo come dovere quello di lavorare per accompagnare anche le persone più fragili, i nostri malati, le famiglie, anche in quei percorsi difficili come quello di finire la propria vita naturalmente ma in modo sereno e dignitoso. Questo è quello con cui noi lavoreremo tutti i giorni in ogni sede, in ogni momento, e per quanto c'è possibile da oggi in avanti come prima, ma ancora oggi con un dialogo aperto con la società civile che ci porterà sicuramente alla politica un risultato positivo.